Per guida ai campionati siamo con Mister Fattorel. Mister, intanto un parere sull'amichevole di oggi. Beh, un amichevole è un test importante perché di fronte avevamo una squadra secondo me tosta, messa bene in campo, complimenti anche a loro comunque. Mi è servita molto sta amichevole. Mancano 15 giorni all'inizio della stagione, in settimana sono usciti anche i calendari per gli accoppiamenti del triangolare di Coppa Italia, che per noi inizia l'11 ottobre in casa del Gordice a Cavarzere. No, mi dispiace che il 4 non lo giochiamo, comunque giocheremo il 25, quindi per dare un po' di continuità. E quindi fra 15 giorni iniziamo la Coppa, faremo, anche se è Coppa, faremo delle prove per prepararci per il campionato, anche se da là contano molto i 3 punti, quindi ce la giocheremo per vincere, anche se proverò cose nuove ancora. Difatti, la settimana dopo inizia il campionato Brescia, hai provato in queste quattro amichevoli, quattro formazioni su quattro partite diverse. Cosa manca per farti capire quale sia la formazione ideale? Beh, mi manca la concretezza delle giocatrici perché ricordo che il sabato scorso avevamo fatto malissimo e già oggi si sono mosse meglio, soprattutto il secondo tempo nel reparto difensivo. E ripeto, abbiamo altri 15 giorni prima di tirare delle conclusioni e di trovare una formazione titolare. Ritorna ai gol anche Margherita Zanon. Sì, per gli attaccanti è importantissimo far gol, oggi ha fatto gol sia la Cisotto che la Margherita Zanon, sono felice per loro che ne hanno tanto bisogno per prendere fiducia e so che loro hanno fatto tanti gol in Serie B e spero che ne facciano tanti anche in Serie A. Grazie. Siamo ora con Margherita Zanon. Margherita, intanto ritorni al gol che ti mancava sicuramente. Sì, da un po' erano qualche partita che provavo a segnare, per fortuna oggi è arrivato il gol che ne avevo bisogno sicuramente per un po' per il morale e insomma perché segnare per un attaccante è fondamentale, quindi sono contenta. Un gol alla Margherita Zanon proprio. Beh sì, la Chiara mi ha messo un bel pallone imbucato e là insomma è bastato mettere un bel piattone dentro, però insomma sono contenta di aver segnato. Lisa Faccioli ha detto in settimana: dove non arriva il tasso tecnico deve arrivare la grinta. Cosa pensi te? Beh, è una frase importante e giusta perché anche noi abbiamo bisogno, siamo una squadra molto legata tra noi e questa grinta ci dà molta forza anche dove magari ancora non arriviamo tecnicamente, però essendo molto unite questo ci aiuta molto. Margherita, mancano 15 giorni all'inizio ufficiale delle competizioni, si inizierà con la Coppa Italia a Cavarzere contro il Gordice. Sì, finalmente iniziamo, è da un po' che ci prepariamo finalmente per iniziare intanto la Coppa Italia e poi il campionato, adesso inizieremo col Gordige, partita che sembra facile però da loro è sempre difficile per il fatto del campo piccolo, così insomma ci servirà comunque d'aiuto per iniziare la Serie A. Anche da rimonta visto lo scorso anno. Sì, beh, cerchiamo di essere più preparate dell'anno scorso, però cerchiamo di iniziare bene concentrandoci sulla Coppa Italia e poi sul campionato. Grazie Margherita. Grazie a voi. Siamo con Ilaria Toneolo. Ilaria, un altro banco di prova per voi dopo Verona e Mozzanica. A che punto siete dopo la prova definita da Lisa Faccioli oggi importante? Sì, era una partita importante perché comunque abbiamo giocato contro un'altra squadra di Serie A e noi ovviamente giochiamo in Serie B e per noi era una partita importante. Sicuramente abbiamo giocato diciamo, una discreta partita, potevamo fare sicuramente meglio, si può sempre migliorare, però sì, bisogna ancora lavorare tanto. Diciamo che ho visto anzi un ottimo Vittorio Veneto, niente da dire. A Verona l'anno scorso a vincere il campionato, quest'anno di nuovo qui sei rientrata alla base. Sì, sono rientrata alla base perché mi è piaciuto insomma, il progetto del Valpo, perché ci conto su questa squadra e sicuramente voglio far bene sia personalmente ma voglio dare un aiuto per ritornare ai livelli di 2 anni fa insomma, in A. Capitolo nazionale, hai vissuto le qualificazioni agli europei con Saramella del Vittorio Veneto. Oggi hai visto il suo gol, hai subito il suo gol da una posizione veramente difficile. Sì, l'ho valutata fuori la palla, in realtà poi ha fatto un giro strano e mi è rientrata e gliel'ho detto sinceramente che la pagherà cara
E è in vena di fare questi gol Mella, perché ne ha fatti 2 anche alla prima qualificazione, e insomma ben per lei, sto vedendo che sta crescendo comunque, essendo del 98, e se continua così farà una bella strada. Siamo con il mister del Valpolicella Fracassetti, Paolo. Paolo, un tuo parere sulla partita di oggi? Ma è una partita che ci porta verso le partite ormai ufficiali, finalmente, perché ormai è un mese e mezzo che si sta lavorando. E la partita di oggi ho visto la squadra non come al solito l'avevo vista molto più brillante. Oggi comunque ho voluto provare un po' di cose, ho cambiato un po' di cose, ho voluto vedere un po' tutte le ragazze per vedere poi dopo di essere pronti e agguerriti per la prima di Coppa. Un campionato tranquillo lo scorso per voi, quest'anno scalpitate con quale obiettivo nella Serie B Girone A? Sì, vabbè, tranquillo, mica tanto l'anno scorso, perché siamo arrivati secondi e siamo stati in lotta tutto l'anno per vincerlo e poi non l'abbiamo vinto, quindi quest'anno il nostro obiettivo è quello di fare meglio dell'anno scorso. Abbiamo allestito una squadra ancora più competitiva dell'anno scorso e vogliamo sicuramente ben figurare e fare bene. Nel caso, parliamo di Coppa un attimo, nel caso di superamento del turno da parte di entrambe, sa che ci sarà di nuovo da giocare? Sì, prima passiamo il turno e poi dopo ne parliamo.